Il comitato di Agrigento, denominato Vogliamo l'acqua e il cartello sociale, hanno scritto una lettera al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per gridare i grandissimi disagi della popolazione per la grave crisi idrica che sta caratterizzando tutta la Sicilia e in particolare la nostra città e provincia. Dopo la grande manifestazione organizzata dai due organismi, Comitato e Cartello, che ha visto la partecipazione di più di 2000 cittadini, si continua a gridare il grande sgomento e disappunto alla non decisione prese da tempo, perché la crisi era già prevedibile, e soprattutto al fatto che proprio perché si è dentro una grave crisi straordinarie dovrebbero essere le misure da mettere in campo. L'intero genio civile militare, della protezione civile e soprattutto l'intervento economico adeguato che nell'immediato porti a superare la grave crisi e nel prossimo futuro si programmi una serie di investimenti sul territorio perché si costruiscano le infrastrutture necessarie per non fare più vivere crisi come l'attuale alla popolazione agrigentina. La lettera, sottoscritta in pochissimi giorni da circa 1400 cittadini, è stata inviata per conoscenza al Presidente della Regione Schifani, all'assessore regionale Roberto Di Mauro, al prefetto di Agrigento e al sindaco di Agrigento Miccichè. E sempre sull'emergenza idrica, presso il Palazzo del Governo della Prefettura si è tenuta una riunione presieduta dal consigliere dottor Michelangelo Sardo tra una delegazione di ANACI, Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari, e i vertici dell'AICA al fine di esaminare le criticità connesse alla grave crisi idrica che interessa diversi comuni della nostra provincia. La discussione in special modo ha riguardato l'erogazione del servizio idrico ai condomini, per i quali verrà istituito un numero dedicato trattandosi di massa critica dell'utenza generale. A margine della stessa è stato assunto un ulteriore impegno da parte di AICA affinché siano garantiti a giorni stabiliti con l'associazione ANACI gli approvvigionamenti speciali a servizio esclusivo dei condomini che necessitano della fondamentale risorsa idrica. E intanto stamani una riunione della cabina di regia idrica presso il Genio Civile di Agrigento per fare il punto sulla grave mancanza di acqua e soluzioni possibili.